l'esperienza è positiva anche perché ci siamo dovuti un po' reinventare, perché la Sardegna è famosa molto per il mare, l'entroterra non è troppo famoso, i prodotti qualcuno li conosce, qualcuno no. E arrivare anche a un pubblico straniero è un po' difficile, quindi bisogna spesso il malloreddus, le persone storcono un po' il naso, però se gnocchetto sardo allora sorridono, quindi stiamo cercando anche di proporre in maniera adeguata i prodotti, che sono tutti veramente prodotti sardi, quelli che utilizziamo. Abbiamo sia dei marchi che dei produttori un po' più piccoli. Faccio l'esempio delle Seadas, ce le sta preparando artigianalmente un signore di Gavoi, e sono davvero apprezzatissime. Questo è quello che facciamo, l'abbiamo voluto fare qua, è quello che facciamo normalmente a Siti durante i corsi, che sono improntati sulla promozione del territorio, esattamente come la cucina di Roberto Pezza. Questo è sicuramente un valore aggiunto, e che poi nel momento in cui lo si porta fuori dall'isola dà anche un certo orgoglio, come dire, quell'orgoglio sardo che ci portiamo tutti noi sardi dentro. Quali sono i prodotti che richiedono di più gli ospiti dell'Expo? Allora, i prodotti che richiedono molta tradizione, quindi richiedono molto, più che prodotti ci sono dei piatti, cioè il maialino, ecco, il maialino è una cosa che chiedono molto. Noi lo proponiamo un maialino sardo, la differenza è che non gli stiamo proponendo il maialino arrosto, gli stiamo proponendo un maialino brasato, con una salsa al vino cannonau. Quindi sono un po' intimoriti, un po' attaccati a quello che conoscono, quindi vorrebbero tutti il maialino arrosto. Poi quando assaggiano però questo maialino tornano, e quindi insomma, è una bella soddisfazione, un bel riscontro, sicuramente. Quando siete arrivati e per quanto ancora rimarrete qua all'Expo? Siamo arrivati il 1° settembre e concludiamo la nostra esperienza il 30 settembre. E per concludere, come definiresti questa esperienza? Faticosa, molto formativa,